Euroregione.news. Premio Fondazione Friuli Scuole, una cerimonia di premiazione, quella andata in scena al Visionario di Udine, tutta dedicata ai riconoscimenti del Premio Fondazione Friuli Scuole, rivolto a studenti delle scuole superiori e novità di quest'anno anche a quelli delle medie. Il premio, coordinato dal professor Tommaso Piffer, ideatore del Premio Internazionale Friuli Storia e sostenuto dalla Fondazione Friuli, si è avvalso di una giuria presieduta dal professor Andrea Zannini e composta dalla professoressa Liliana Covre e dallo stesso Piffer. A precedere il protagonismo dei premiati sul palco, alcune riflessioni introdotte dal direttore del Messaggero Veneto Paolo Musanchini. Il presidente di Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, ha parlato di palcoscenico esclusivo e meritato per dare spazio alla creatività giovanile, un premio che coniuga lo studio del passato con le nuove tecnologie, unendo le competenze umanistiche a quelle tecniche per affrontare la complessità della storia e del presente. È un'iniziativa questa veramente lodevole, Fondazione Friuli la sostiene ed è da continuare, perché effettivamente vedere dei giovani che parlano di storia non è proprio usuale. Ma siamo alla quinta edizione, l'abbiamo celebrata quest'anno ed è un'iniziativa alla quale noi guardiamo sempre con particolare affetto, perché in queste 5 edizioni abbiamo sempre ricevuto grandi stimoli all'evoluzione e all'innovazione. E la cosa migliore per celebrare la quinta edizione era proprio quella di introdurre degli elementi evolutivi, quali ad esempio quella di organizzare una cerimonia premio per le superiori a loro dedicata e non inserita all'interno del Premio Friuli Storia, col quale però l'iniziativa mantiene un grande legame, in quanto è la miglior palestra per riuscire a far nascere delle nuove passioni storiche. La seconda innovazione è quella di allargare il bacino delle opportunità per i ragazzi di entrare in contatto con la storia, e abbiamo coinvolto per il primo anno le scuole medie, anche qui con grandi risultati, grande soddisfazione, grazie soprattutto alla commovente, devo dire, collaborazione degli insegnanti e dei dirigenti delle nostre scuole. L'assessore alla cultura del comune di Udine Fabrizio Cigolotto, portando i saluti del sindaco onorevole Fontanini, ha detto che la curiosità per la ricerca storica, che ci rende cittadini consapevoli, ha in Friuli Venezia Giulia fertile terreno per l'ampia biodiversità storica, oltre che naturalistica, di questi territori. Andrea Zannini, docente di storia moderna all'Università di Udine, ha parlato di qualità dei lavori sempre spiazzante per quella curiosità e umanità amplificate dalla giovane età dei partecipanti. Scegliere non è stato facile, ma questo si deve ad una tradizione di buoni insegnanti e di buoni allievi, parte dei quali diventano poi insegnanti, alimentando così il circolo virtuoso. I ragazzi, ha spiegato Zannini, hanno interpretato il tema del concorso in modo originale, sottolineando i legami della storia del Friuli e dei friulani con la storia più generale e prestando molta attenzione alla storia intesa come trasmissione di esperienze tra le generazioni. Molti lavori hanno dimostrato una predisposizione per uno studio creativo e non passivo della storia. Avvicinarsi alla storia è quanto mai importante, perché altrimenti si rischia di non capirci quello che sta succedendo, se non altro. Già gli adulti hanno delle difficoltà, figurarsi i giovani. Sì, in realtà io credo che ci sia molto appetito di storia anche nelle giovani generazioni. Certamente i fatti di questi ultimi anni e mesi, prima ancora della guerra, la pandemia, in qualche maniera ha fatto capire ai ragazzi che sono loro stessi parte della storia, per un fatto sconosciuto, ma in generale che rientrano in una storia, e questo premio testimonia questa esigenza, questo desiderio di storia. Al tempo stesso però comprova anche che nella nostra regione la storia è una materia scolastica trattata con cura, con passione, con diligenza, con interesse. Quindi entusiasmo non solamente da parte dei discenti, ma anche degli insegnanti. Sì, diciamo che l'insegnante di storia è una figura un po' particolare nella scuola italiana. Molto spesso non si è laureato in storia, si è laureato in lettere o in filosofia, e quindi tende a insegnare la storia come qualcosa che serve a studiare la letteratura o la filosofia. Invece negli ultimi anni, negli ultimi decenni, anche con un tipo di lavoro che è stato fatto anche da parte dell'università, credo stia crescendo questo interesse, questa predisposizione degli insegnanti per l'insegnamento e apprendimento della storia.
Il premio Fondazione Friuli Scuole con la quinta edizione è stato assegnato per la categoria Elaborato Storico a Matteo Di Benedetto e Fabrizio Giusto dell'Istituto Stringer di Udine. Di Benedetto e Giusto, che frequentano la seconda D indirizzata alla ristorazione, hanno realizzato una originale ricerca sui prodotti alimentari locali dal titolo Dalla terra al piatto, le parole dell'enogastronomia friulana. Il lavoro ripercorre i principali ingredienti base, dai cereali ai legumi alle carni, analizzando sia l'etimologia dei nomi in marilenghe sia i vari utilizzi in cucina. Per la categoria lavoro artistico, giocata sul tema Il Friuli nei secoli e nel mondo, il premio è andato a Simone Galfano del liceo Sello di Udine, di cui è stata apprezzata anche la maestria nelle riprese e nella post-produzione. Un viaggio nei luoghi simbolo della regione, dal Fontanone di Goriuda in Val Raccolana al Sacrario di Re di Puglia, ai luoghi del terremoto del 76 alla stazione ferroviaria di Trieste. Un'importante novità di quest'anno è il coinvolgimento nell'iniziativa, per la prima volta in via sperimentale, anche di 3 scuole secondarie di primo grado udinesi. Gli studenti delle terze A e B dell'Istituto Salesiano Bearzi hanno ideato 2 pagine Facebook immaginarie con il titolo Notizie dal Friuli on Facebook, attraverso le quali hanno fatto raccontare a nonni e genitori alcune esperienze importanti della loro vita lungo gli eventi più significativi del Novecento. La terza A della scuola media Bellavitis invece ha realizzato un video con la storia delle portatrici carniche durante la Prima Guerra Mondiale e la descrizione di luoghi e monumenti legati al conflitto, con la narrazione in voce degli stessi ragazzi. Gli studenti dell'Educandato Statale Uccellis poi hanno preparato un questionario rivolto a nonni, genitori e a loro stessi per raccontare come è cambiata la vita attraverso 3 generazioni, selezionando 5 aspetti della vita quotidiana: elettrodomestici, vacanze, alimentazione, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione. Sul piano degli eventi storici raccolti nelle testimonianze degli adulti, vivo il ricordo per la caduta del muro di Berlino e nei più piccoli della guerra in Ucraina. Nella copertina degli elaborati la sintesi grafica del lungo lavoro di tabulazione dei dati raccolti, con richiami alle guerre mondiali, all'emancipazione femminile, alla spensieratezza dei bambini moderni, con lo sfondo delle torri gemelle volute ancora in piedi. Complessivamente soddisfazione per questa edizione del premio? Sì, soddisfazione direi un po' poco. Alcuni lavori ci hanno lasciato veramente impressionati, non solo per la qualità, ma anche, si capisce, per il trasporto con cui sono stati fatti, e poi il grande lavoro delle scuole medie, dietro al quale c'è naturalmente un lavoro di mesi degli insegnanti. Ecco, quello va rilevato e è certamente un gran ottimo segnale. Visto l'ottimo riscontro, la Fondazione Friuli sta valutando l'opportunità di dedicare del prossimo anno alle scuole medie un apposito premio del concorso. Euroregione.news